La Sardegna ha gli ultimi posti in Italia, che a sua volta è fanalino di coda nell'Unione Europea per percentuale di laureati in rapporto alla popolazione. Su questo dato, che finisce per pesare anche sullo sviluppo dell'isola, negli ultimi anni sta avendo un'influenza rilevante l'impossibilità economica delle famiglie di sostenere il percorso di studi universitari dei propri figli. Il detto sardo, una laurea e una tanca, per indicare i grandi sacrifici economici che le famiglie di una società agropastorale facevano in passato per dare un futuro migliore ai propri figli, è tornato di attualità. In questi anni di crisi tanti studenti hanno rinunciato al sogno di completare non solo gli studi universitari, ma anche di accedere a master e corsi di specializzazione. Di questi temi, del presente e del futuro prossimo dell'Università Sarda e delle possibilità offerte agli studenti e ai nuovi programmi regionali, si è parlato ieri a Nuoro nel corso di un convegno intitolato Prospettive dell'Università in Sardegna, un'iniziativa promossa dall'Associazione Sardegna al Massimo e ospitata nella sede del Consorzio Universitario di Nuoro. All'incontro sono intervenuti tra gli altri i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, del mondo accademico, a cominciare da Maria del Zompo, rettore dell'Università di Cagliari, il commissario dell'Università di Nuoro Fabrizio Mureddu, il sindaco del capoluogo Andrea Soddu, il consigliere regionale del PD Roberto De Riu, promotore della legge che ha ampliato il finanziamento a favore delle borse di studio universitarie, passate dai 7 milioni del 2016 ai 13 milioni di euro del 2018, ma anche l'amministratore straordinario della provincia di Nuoro. In sala anche studenti e ricercatori che hanno raccontato la propria esperienza universitaria, iniziata in Sardegna e conclusa per vari motivi, prima di tutto per la carenza di opportunità nella penisola. L'obiettivo del convegno è stato quello di fare il punto sulle prospettive degli studi universitari nell'isola, alla luce anche dei nuovi fondi stanziati dalla Regione per allargare la platea di studenti e garantire la loro specializzazione. Negli ultimi anni la Giunta regionale e il Consiglio hanno approvato risorse importanti per garantire agli studenti meritevoli l'accesso agli studi universitari. L'obiettivo è quello di ridurre il gap e consentire ai giovani sardi di accrescere il proprio livello di competenza al fine di rispondere ai bisogni di una società e di un'economia in continua evoluzione.